Allora, c'è una novità molto importante che riguarda il Consiglio regionale del Veneto, della quale parleremo stasera, tra l'altro a Ring, perché alle 21:15, sapete, adesso anche il martedì c'è Ring su Antena 3, ed è quello che avevamo anticipato 2 domeniche fa sul sito ferdinandoavarino.it, cioè che ci potesse essere uno stravolgimento o un colpo di scena per quanto riguarda il Consiglio regionale. Cosa è successo? La Corte d'Appello, riconteggio, controllo, preferenze e via dicendo, decide che i grillini rientrano in Consiglio regionale e lo fanno con la persona che avevamo individuato, infatti, in quanto più votata su Venezia, Erika Baldin, consigliere regionale uscente. E il dato è molto importante perché c'è un piccolo stravolgimento, un paio di cose già si sapevano, cioè che sul fatto che c'è un cambio in lista Zaia su Treviso, non entra più Stefano Busolin ma Nazareno Gerolimetto. Stesso caso invece per quanto riguarda Verona, sempre all'interno della lista Zaia, fuori Filippo Rando e dentro Alessandra Sponda, vi ripeto sempre della lista Zaia. Ma la lista Zaia stessa perde un rappresentante su Venezia, che è Roberta Vianello, ed entra appunto Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Ora due interpretazioni molto rapide. La prima è qualcosa di completamente diverso rispetto a 5 anni fa, rispetto al passato, quando si era creata, non 5 anni fa, rispetto al passato quando si era creato un caso molto simile con la candidatura di David Borrelli, e anche allora scelsero di non fare ricorso, ma c'era una condizione molto simile eppure non entrarono. Poi 5 anni fa c'era Jacopo Berti candidato, una condizione molto diversa, con una sorta di esploit comunque del Movimento 5 Stelle. Questa volta 2,7 il candidato presidente, 2,7 i punti percentuali raccolti, 3,2 la lista. Un consigliere regionale si matura all'incirca ogni 1,7, quindi non ci sarebbero il 3-4, insomma, conto molto semplice ma allo stesso tempo complesso da spiegare, per maturare il secondo consigliere. Resta da capire ora se i grillini vorranno fare comunque il ricorso, come ci aveva anticipato Enrico Cappelletti sul sito ferdinandoavarino.it. Quindi un consigliere lo hanno, ed è Erika Baldin, a discapito di un consigliere della lista Zaia. Stasera ne parleremo a Ring, c'è ospite anche Arturo Lorenzoni tra i tanti, alle 22:30 Giorgio Palù, il virologo. Cosa sta succedendo? Davvero dobbiamo preoccuparci in attesa del DPCM di domani. Ma il dato tutto politico poi estremamente interessante è che Erika Baldin è la consigliera regionale non reietta, diciamo, ma quella che nelle ultime ore ha pesantemente criticato il movimento, e da tanti rappresentanti del movimento è stata criticata perché proprio a Ring più volte nelle ultime settimane ha ripetuto che i candidati erano abbandonati a se stessi, cioè dove erano i parlamentari, i consiglieri comunali, ma soprattutto i parlamentari, al di là dei ministri, in particolar modo D'Inca e Toninelli, si sono spesi per Cappelletti, ma degli altri nessuna traccia. E questa sua dichiarazione a Ring ha scatenato un vero putiferio. Ci vediamo alle 21:15 a Ring su Antena 3, ciao!